Buonasera e ben ritrovati a questo focus dedicato alla nazionale italiana a Udine. C'è davvero una grande festa, un grande clima di festa a Udine. Mi collego subito, immediatamente con la nostra Francesca Spangaro, che è in mezzo a diversi tifosi all'esterno dello Stadio Friuli. A te la linea. Facciamo gli ospitali, Alexis, e cominciamo dalla bandiera finlandese, da coloro che oggi sono gli ospiti qui allo Stadio Friuli per questa partita fra l'Italia e la Finlandia. Da qui comincia il cammino verso Euro 2020, ma è soprattutto una festa per la terza volta nel rinnovato Stadio Friuli della nazionale italiana. Nel giro davvero di pochissimi anni, l'abbiamo vissuto l'ultima volta contro il Liechtenstein, questa volta contro la Finlandia, e comincio da loro che sono venuti qui in Italia per trovare degli amici, mi raccontavano, in zona Bergamo, ma hanno approfittato ovviamente per venire a seguire la nazionale del cuore. Dicevamo che non sono proprio i tipici finlandesi, ma dicono siamo stati troppo tempo in Italia, ormai siamo diventati come gli italiani. What's your name? Keijo Kuusela. Keijo Kuusela. And Tuija Kuusela. Ah, nome e cognome, quindi presumo. So, who will win tonight? Chi vincerà stasera? Finland tries to win, but I think Italy is better, but always can be surprise. Dice che ci proverà comunque, l'Italia è più forte, ma la Finlandia ci proverà anche perché la Finlandia sta vivendo uno dei migliori momenti a livello calcistico. Pukki is the strongest player. We try on Pukki. We rely on Pukki. Loro si affidano a Pukki, che è la stella della Finlandia, gioca nel Norwich in Championship, ha segnato 24 gol mi pare in questa stagione. Finland is becoming stronger, so it's a dream to be at Euro 2020. It will be the first time. Yes, it's our big goal, very big goal, and we have a small chance. Hanno un po' di speranze di arrivare a Euro 2020, sarebbe la prima volta per la nazionale finlandese, che comunque sta crescendo. Did you enjoy Udine too? Vi siete anche divertiti a Udine o no? Yes, very beautiful, the old center, and and I must say that we are so lucky that if Finland is not winning, the number 2 we support is Italy. Ah, vedi, avendo degli amici, so you have si sono preparati, hanno detto Udine è bellissimo, un bellissimo centro storico, e sono fortunati perché non dovesse vincere la Finlandia, la loro seconda squadra del cuore è l'Italia, e quindi sarà comunque un successo. Thank you very much. Thank you. Un successo? Ciao, andiamo con Francesco Snidero a scoprire ancora qua in coda chi sta aspettando di entrare allo Stadio Friuli per vedere questa partita. Da dove venite voi? Io vengo da Trieste. Da Trieste, lo Stadio Friuli per l'Italia, prima volta che vieni allo Stadio Friuli? No, vengo spesso, anche per partite di club. Bene. Sei tifoso da Triestina? Simpatizzante, ormai 11 anni che vivo a Trieste, quindi un po' di simpatia la prendi, no? Senti, com'è questa nazionale dei Mancini? Io spero che andiamo avanti, perché le ultime uscite sono state penose, speriamo bene. Non ti è piaciuto fino adesso il cammino? La vecchia, in generale, abbiamo fatto una magra figura per i mondiali. Chi è la stella di questa nazionale? Chiesa, ma infortunato. Per me è Chiesa. Quindi stasera chi ti affidi? Romagnoli, perché tifo Milan. Ci ha svelato, grazie, buona partita. Vediamo bandiere, state studiando la situazione, biglietti pronti, da dove venite? Da Castelfranco Veneto. E siete la prima volta che venite allo Stadio Friuli? No, siamo simpatizzanti dell'Udinese. Simpatizzanti dell'Udinese, ovviamente. Stasera si spera che l'Italia faccia un sacco di gol. Devono. Così è una bella partita. Piace Mancini alla sua nazionale? Sì, dai, sì. Poi fa esordire i giovani, quindi speriamo che sia il futuro della nazionale. Bene, pronti a tifare, mi raccomando, fatevi sentire, ci sono tanti bambini. Vediamo questo bel signore che ha la sciarpa tricolore, come si chiama? Sergio. Da dove viene? Da Requaro. È venuto fin qua a vedere l'Italia? Sì. Bene, contento? Contentissimo. Con grandi speranze? No, si vince e basta. Chi segna? Bernardeschi. E poi? E poi vediamo. Insigne suggerisce? No, Insigne no, non c'è, quindi. Ai, delusione. Immobile. Siamo d'accordo? Ci va bene? Ok, dai ragazzi, buona partita. Oh, abbiamo anche qua la maglia di Immobile. Come ti chiami? Jäger. Come si chiama lei? Io che mi chiamo Mino. Da dove venite? Da Atria, provincia di Rovigo. Tutti che hanno fatto un bel po' di strada per venire qua. Figli. Famiglia completa.
6 persone. Ma seguite sempre la nazionale o avete scelto Udine per vedere anche il nuovo stadio? Veniamo a vedere l'Udinese spesso. Ah, sì? Sì, ci piace l'Udinese. Quindi sperate che ci sia anche lasagna? Vabbè, l'importante è che vinca l'Italia. Quello è importante, che vinca l'Italia, quello sì. Ha glissato, ha glissato, ha glissato. Allora Alexis, continuiamo qua. Come ti chiami? Alessandro, Sei pronto? Cappellino, sciarpa, maglia, hai tutto? Equipaggiato? Di dove sei? di Udine qua, vicino. Prima volta che vedi la nazionale dal vivo? No, l'ho visto già una volta con Liechtenstein. Quindi ormai, insomma, Udine ti permette di vedere chi è il tuo preferito? E in cosa intendi? Il tuo preferito della nazionale? Bernardeschi. Bene, stasera c'è, quindi sei a posto. Ma tifi udinese? No. Vabbè, basta, stasera c'è l'Italia, basta, ci accontentiamo di quello. Ciao, grazie. E qua, da dove venite? Qua noi siamo di Venezia. Venezia, quindi avete scelto di venire a vedere l'Italia, un'Italia giovane che sta tornando a entusiasmare? Certo, abbiamo molta fiducia in questa partita, soprattutto con molti giovani davanti. E secondo noi farà una grande partita Ken questa sera, quindi abbiamo molta fiducia in lui. Molta fiducia in lui. Beh, insomma, gli idoli sono davvero tanti. Abbiamo sentito Bernardeschi, Ken, potrebbe essere la prima partita per lui stasera dal primo minuto. E tu invece? Io vengo Come ti chiami intanto? Marco, Partiamo dall'inizio, conosciamoci. Di dove sei? di qua. Di Udine. È bello che sì, è bellissimo. 3 volte già in pochi anni la nazionale. Stadio nuovo, bellissimo, meglio di così cosa si può chiedere? Che l'Italia vinca. Minimo, Ce la farà con la Finlandia? un 3-0 speriamo. Ti sei informato sulla Finlandia? Non molto per dire la verità. Tu vai in fiducia, l'Italia è forte, ce la fa. Giovane e forte, nuova Italia dai, si spera. Grazie mille anche a te. E allora, qui, da dove siete arrivati? Da Caorle. Da Caorle. Da Caorle. Sì. Seguite sempre la nazionale o? Certo, Sì. quando possiamo qui, Quando potete. in zona sì. Quindi Udine vi permette questa? Sì, è comodissimo e poi lo stadio è favoloso. Bene. Siete fiduciosi per questa sera? Certo. 3-0. E dicono che questa Italia fa fatica a segnare, però qua tutti hanno tanta fiducia. Vedo una bandiera della Finlandia. Una della Finlandia e una dell'Italia, un gemellaggio? Finlandia e Italia. What's your name? Miralisa. Where are you from? I'm from Helsinki. And you're here in Udine just for the match or are you visiting friends? What are you I'm doing? living here for 25 years. Vive qua da 25 anni. Italian man. But are you missing Finland, the happiest country in the world? Chiedo se le manca la Finlandia perché vive qui sposata da 25 anni con un italiano. È talmente vicino, quindi si può fare un salto. Ma chi vince stasera? Chi vince non importa, basta che ci divertiamo. I nostri sono amici finlandesi. Where do you come from? Helsinki too? Also we come from Helsinki. Capitale, what's your name? Lea. Timo? Who wins tonight? Who will win? Finland. And Pukki will make 2 goals, 3. At least 2, yes, at least. Almeno due gol. Ciao, grazie. Alexis, per ora ti restituisco la linea, poi ci risentiamo tra pochissimo. Eccoci di nuovo insieme per questo focus dedicato alla nazionale italiana a Udine. Tantissimi tifosi hanno raggiunto in questo momento proprio lo stadio Friuli e vedo ancora pronta Francesca con diversi tifosi. A te. Eccoci Alexis, cresce l'attesa fuori dallo stadio Friuli, qua siamo con un gruppo che arriva da Belluno, siamo l'USD Sois, siamo carichi. Ecco, mi sembrava diventato troppo serio perché fino a un momento fa qua c'è stata una agitazione. Lei si chiama? Io mi chiamo Franco, i ragazzi sono pulcini e stiamo aspettando di entrare. Quindi sarà la prima volta che vedono la nazionale dal vivo? Sì? Tutti? Emozionati? Ci dice chi è il loro preferito da quello che sonda, annusa? Ma secondo me è Bernardeschi. Come finirà con la Finlandia? Secondo 5-1. Prima volta allo stadio Friuli? Allora siamo già venuti a vedere l'Udinese in realtà, prima volta per l'Italia. Però meglio l'Italia. Tanta roba. Quest'anno direi di sì, decisamente meglio. Dai, sentiamo ancora qualche pronostico. Tu come ti chiami? Filippo, secondo me finirà 3-0. 3-0. Reti di? Bernardeschi, Immobile e Romagnoli. Ma chi è il preferito di questa nazionale? Sentiamo. Donnarumma. Donnarumma? Per te?
Barella. Mancini piace? Piace questa gestione Mancini? Speriamo che porti grandi risultati. Sta tornando un po' l'entusiasmo dopo l'uscita dai mondiali, l'impossibilità di partecipare, si crede di nuovo nella nazionale? Sì, una nazionale giovane, finalmente. Nazionale giovane, allora abbiamo sentito, ma lei non mi ha detto chi è il suo preferito? Ma a me piace Mancini, io faccio il mister e a me piace Mancini. Cosa ha portato questa nazionale? Secondo me entusiasmo, ha importato giovani, ha portato anche un bel gioco secondo me andiamo avanti. Però bisogna segnare, un po' era questo il problema, però mi pare che qua avete abbondato, io non ho sentito una donna, però bisogna sentire anche una donna, come si chiama? Paola, io sono Paola. Lei come vede questa nazionale? No, bene, anche perché possiamo anche migliorare, no? A livello nazionale, quindi noi facciamo il tifo e speriamo che loro corrispondano. Oggi per chi tiferà soprattutto, chi le piace? Ah, non ho uno preferito. Tutti a sinistra, Ale, Ale, italiane. Per festeggiare anche non solo la nazionale italiana e la partita di questa sera, ma anche le ragazze del Tavagnacco che sono salve, hanno conquistato la salvezza matematica in questo campionato e questa sera si godono la partita con un derby un po' in casa, perché insomma fra Italia e Finlandia, con Heidi Kolanen ne parto da lei perché oggi ha segnato. Heidi, a beautiful day for you today. Yes, it's nice to be here. Una bellissima giornata, quindi con il gol di oggi, happy for your goal, it was important. Now you stay in Serie A. Yes, I'm really happy that I scored a goal and happy that we won. Molto felice di aver segnato e molto felice che hanno vinto. Does Italy have to be afraid from Finland? How is your national team? Of course they have to be a little bit afraid. I think right now Finnish national team is doing good, so I hope it will be a good game. Quindi dice che sarà una bella partita perché sta facendo bene adesso la nazionale finlandese, quindi spera che sia una bella partita. E allora scusa che vi sto passando davanti, chi vincerà stasera? Mi è piaciuto questo sguardo. Un pareggio? 1-1? No, non pareggio. Speriamo di vedere tanti gol e che sia una bella partita. Poi ce la vedremo fuori dallo stadio. Secondo te? L'Italia, ovviamente, no? Senti, il suo idolo è Pukki sicuramente, no? Pukki is the best player. Il vostro idolo di questa nazionale? Per me Verratti, anche per il fatto della posizione. Per te? Sì, anche per me, mi piace molto Verratti. Ti piace? Sì. Bene. E allora, io ringrazio tantissimo le ragazze del Tavagnacco che ci hanno accompagnato in questa prepartita. Vi lascio mangiare il panino perché adesso dovete arrivare. Non è vero, ma chi ha detto qualcosa? Ciao! Alexis, ci vediamo dopo. Complimenti alle ragazze della Graffi Studio Tavagnacco e allora naturalmente avremo modo di sentire altre interviste con Francesca Spangolo e tra poco ci ricollegheremo perché sono arrivati diversi finlandesi anche a seguire la sfida allo Stadio Friuli contro l'Italia, allora ascoltiamole assieme. Eccoci Alexis, abbiamo trovato dei supporter dalla Finlandia. You are from Finland, so this is certified. Okay. What's your name? Joni. And Pia. Joni and? Pia. Pia, okay. And you arrived here in Udine for this game, or are you having a tour in Italy? We arrived here for Udine for this game, but we were having also one day in Venice. Ah, quindi sono arrivati qui ovviamente per la partita, ma hanno approfittato per fare un giro a Venezia. The first time in Udine, I think, la prima volta. It's first time in Udine, yes. Have you visited the city? No. We Tomorrow? Today and tomorrow we have time to see the city. Today we only come for the game. So we wait for you another. But we're here in 2 days. Okay. Now, yes. Non hanno avuto tempo, ma torneranno insomma sicuramente a visitare Udine. Who is the strongest player? Who is the strongest player from Finland? You will see Teemu Pukki, he's going to score 1 or 2. Sicuro? 1 e 2. Ah, segnerà 1 o 2 gol Pukki che gioca in Championship nel Norwich, giusto? Ed è la stella della nazionale finlandese. 24 in Norwich.
24 gol col Norwich ha segnato, quindi è bello forte. Pukki is the strongest one. Yes. Sì, Pukki è l'idolo. Finlandia, che è il paese più felice del mondo. Finland is the happiest country in the world. Why? Because we're happy, because we don't think about little things. We don't think about little things, this is so bad. No, tutto bene. Tutto bene, capito? È il paese più felice del mondo perché non pensano alle piccolezze, loro si godono la vita, enjoy life. It's the same as in Italia. The same? Yes. Ok, però l'Italia non è il paese più felice del mondo. Thank you very much, so Finland will win. Yes, No. of course they will win. 1-1. You're not afraid of Italy? No, we're not afraid. But No. 1-1. 1-1. Ah, 1-1 adesso ha deciso, quindi non hanno paura dell'Italia, però 1-1. Come si dice? How do you say Forza Finlandia? How do you support your team in your language? Oi Suomi-on! Oi Suomi-on! Oi Suomi-on! Nini-hana! O meillä sauna, viina ja kirves! Oi Suomi-on! Nini-hana! Oi, oi! Hoi Suomi-on! Oi Suomi-on! Ciao! A te! Felici, simpatici e anche intonati questi finlandesi che ha incontrato Francesca. Allora chiudiamo con te perché naturalmente tra poco inizierà la partita, sono 45 minuti ma credo sia già tutto pronto. A te. Sì, è tutto pronto, tutti anche truccati, bellissimi, siete belli, dovete venire qua. Guarda che belli, mi arrivano proprio precisi. Come vi chiamate? Matilda. Giosuè. Di dove siete? Di Udine. Di Udine, ho trovato gente dal Veneto, di qua, di là, dalla Finlandia. Loro sono udinesi doc. Vi potete godere la nazionale più volte. Delle 3 partite ultime le avete viste tutte o è la prima? No, è la prima, perché io non andiamo molto spesso allo stadio, ma se c'è la nazionale, insomma, si va, sì. Si va. Sì, E sì. mi pare che piaccia questa nazionale di Mancini. Torna a far sognare? Sì, abbastanza, dai, speriamo, insomma, dopo l'ultimo periodo, insomma, c'è bisogno. Voi di alzare una Coppa del Mondo, no? Intanto pensiamo agli europei, direi. Come? Generazione friulana. E allora, questa generazione friulana, chi è il tuo preferito? No, io non dico. Tu non sei, diciamo, vieni perché c'è bella la partita, però non è che hai un preferito. Per vedere i giocatori belli. Allora chi è il più bello? Niente, non ce lo vuole, tipo a me piace Quagliarella, te lo dico, a me piace Quagliarella, però lei non lo vuole dire. Bah, il mio preferito probabilmente è Chiesa, solo che stasera non gioca perché è infortunato, ma vabbè, insomma, dai. Peccato che non ci sia. Comunque si vince? Sì, dai, speriamo di sì. Speriamo di sì. Lei cosa dice? Cosa? Sulla partita. Si vince? Vinciamo, perché ora che segniamo. Ora che Facile segniamo. no, perché abbiamo difficoltà a segnare. Sì, è vero, bene. Belli e grazie. Ciao, divertitevi. Stanno tutti preparandosi ad entrare, ultimissimi preparativi. Allora andiamo a vedere, seguimi Francesco, che andiamo a vedere se sono pronti per la partita. Biglietti, siete pronti? Chi vince? L'Italia. Per forza, chi segna? Keane, forse. Keane. Contenti che scelga di buttarlo nella mischia? Secondo me sì. Sì, ottima scelta. Sì. Bene, Keane piace. Ah, il ragazzo aveva anche la bandiera del Friuli, vedi prima, quindi era veramente ben equipaggiato. Allora, ancora ultimissimi istanti, in mezzo alle bandiere dell'Italia, pronti ad entrare? Da dove venite? Niente, non si sa. Da Brescia. Addirittura? Avete visitato solo per la partita? Provincia, domani Trieste. Quindi ne approfittiamo. Approfittate? Ma non è la prima volta in Friuli. Io ero già stato a Udine, sì, anche lei. Vi piace? Sì, merita. La nazionale di Mancini vi piace? Molto bella, giovane, bel rinnovamento. Bene. E allora, le formazioni sono uscite, poi eventualmente vi aggiorneremo da studio, noi siamo in chiusura, ma insomma della formazione poi era quello l'importante era vivere l'atmosfera qui fuori dallo stadio Friuli, è tutto pronto per dare il via quindi a Italia-Finlandia, poi Udine ha sempre portato bene anche i precedenti fra l'Italia e la Finlandia, una sola sconfitta per l'Italia nella prima partita, dopo ci sono stati 12 risultati utili consecutivi con 11 vittorie e un pareggio, quindi speriamo che questa sera sia una festa davvero per tutti, ma speriamo che per i finlandesi alla fine ci sono stati davvero simpatici. A te Alexis, ringrazio Francesco Snidero, grazie anche per Angelo Butazzoni e a Stefano Paussa. Ciao!
Grazie a te Francesca per questi collegamenti in diretta dallo Stadio Friuli, quindi è tutto pronto per la gara di Italia-Finlandia, Forza Italia, quindi tutti di corsa allo Stadio Friuli per seguirla assieme. Grazie per l'attenzione e buona serata.